Nel rispetto dei lavoratori e nel rispetto soprattutto, me lo lasciano dire, i lavoratori dell'utenza, perché chi va lì è perché è ammalato, perché ha delle difficoltà, tranne qualche rompiballe e i lavoratori hanno tutta la mia solidarietà, dico che una soluzione si deve trovare. Ho parlato in più occasioni con Benazzi, sono intervenuto anche in altre occasioni in giro per l'evento quando ci sono questi problemi, va mantenuta l'occupazione per quanto possibile, anche perché non mi sembra che non facciano il loro dovere e si deve trovare una soluzione, nell'interesse non solo degli occupati ma dei cittadini che devono avere il servizio. Così interviene anche il presidente Zaia sul braccio di ferro che riguarda il futuro di 62 persone su 180 dipendenti della cooperativa oggi al lavoro per i servizi CUP dell'azienda sanitaria trevigiana. Dallo sciopero agli sportelli di questa mattina e il confronto ancora aperto con la CGIL potrebbero però esserci fondamentali novità già da domani. Quindi secondo voi, diciamo così, il numero dell'esubero a quanto potrebbe arrivare? A una ventina di persone massimo, 18 persone, sulle quali poi discuteremo anche col territorio per capire se il mondo del cooperativismo che lavora per noi a livello della provincia potrà magari farsi carico in futuro di assorbire anche queste persone. Il direttore generale ribadisce dunque come quel numero di esuberi sia eccessivo. Per quanti ora si occupano del call center cercherà di trovare una soluzione. I 25 del call center, che forse andranno a Vicenza, come noi riusciamo a riassorbirli, allargando ovviamente, cercando di utilizzare le ore mancanti per dare delle risposte a altri bisogni che abbiamo all'interno dell'UIS. Vero è che però i tempi determinati non saranno rinnovati. Domani ci troveremo a questo incontro sindacale con le 3 sigle sindacali e quindi andremo a chiarire finalmente, numeri alla mano, qual è il personale che dovrebbe andare via, che non è così, ma i sindacati diranno la loro e noi diremo la nostra.